Fa veramente male vedere la necropoli fenicio-punica di Turigedu a Cagliari completamente deserta. Considerato anche che oggi, essendo domenica, i vicini mercatini improvvisati di Viale Trento e Via Po sono pieni di turisti che probabilmente non sanno che a due passi hanno un monumento archeologico tra i più importanti del Mediterraneo. Tanti i turisti in giro a Cagliari che preferiscono scoprire la città anziché andare al mare, popolando Castello, Marina, Piazza Iene, Bonaria, ma anche l'anfiteatro. Invece a Tuvigedu, nonostante sia stato aperto un nuovo camminamento che porta alla tomba dell'Ureo, la desolazione è stare il turista che entri nella necropoli, perché vede una distesa di tombe scavate nella roccia senza un'indicazione e senza una gigantografia che faccia capire cosa sia davanti. Di guide come ci sono all'anfiteatro per esempio neanche l'ombra, e oggi domenica 20 agosto alle ore 11 se un visitatore arriva per avventura nella necropoli si deve accontentare di leggere qualche scarsa descrizione in pochi e piccoli cartelli sbiaditi. Una necropoli che è un potenziale asso nella manica nel futuro turistico della città merita di più, e solo una cartellonistica moderna e decente costituirebbe già un bel passo avanti. Poi dalla necropoli si gode un panorama invidiabile con la laguna di Santa Gela che si estende proprio davanti. Invece deserto su deserto in quel percorso più da cortile da caserma militare che di un museo archeologico all'aperto. Panchine inutili disseminate nel percorso che solo eccezionalmente serviranno al riposo, perché nella necropoli di Tuvigedu manca l'elemento più importante per un sito archeologico, la gente.